la loro voglia di affrontare questi problemi insieme a noi, ed è per questo che li ringraziamo. Ma abbiamo presente i responsabili della CGIL, che è stata l'organizzazione sindacale che ha aderito immediatamente a questa nostra iniziativa e che da tempo sta sostenendo le rivendicazioni delle persone con disabilità, del nostro movimento e della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, come quelli della Federazione tra le associazioni nazionali. Sono molte associazioni che danno il loro sostegno e che faranno questa battaglia. Oggi Sernagiotto, assessore alle politiche sociali, risponde in molti casi negando le richieste che noi avanziamo. Sembra forse che siano richieste esagerate, anzi a ogni piè sospinto annuncia alla stampa che verranno fatte tagli anche ai finanziamenti che erano già stati assegnati alle associazioni. Ecco, riteniamo che questo non sia un modo di procedere. Un conto è discutere dei problemi, un conto è porre mano ai tagli senza assolutamente approfondire i problemi che all'assessore abbiamo già sottoposto in varie occasioni, così come li abbiamo sottoposti alla Giunta e al Consiglio. Questo è il quarto anno che veniamo a Venezia in occasione delle leggi finanziarie proprio per far presente anche a tutti i consiglieri quali sono i nostri bisogni. Andremo a farli presente ad ognuno di loro. Noi parleremo con tutti i consiglieri di tutti i gruppi consigliari presenti in Regione, perché verranno anche qui, perché si facciano carico di presentare le richieste che abbiamo più volte avanzato. Quindi intanto vi ringraziamo tutti per essere presenti. Grazie a te. Vi chiediamo di restare qui e di soffrire con noi ancora un po', perché cerchiamo di fare in modo che di questo momento si parli e che ne parlino soprattutto quelli che hanno il compito di intervenire. Vi ribadiamo, stasera vedrete quanti saranno stati gli amministratori locali e nazionali a parlare del 3 dicembre. Ecco, in quel momento pensate alle parole che abbiamo detto questa mattina. Parleranno di aiuto alle persone con disabilità, parleranno di difesa della vita, ma in realtà non difendono né la vita, né le persone con disabilità, né le persone anziane. Oggi siamo qui per ribadire questo, sotto la pioggia, con il freddo, con l'acqua alta, ma siamo qui e ribadiamo ai veneziani, come ribadiamo agli interi cittadini della Regione Veneto, e lo ribadiamo ancora di più a coloro che devono risolvere i nostri problemi, che non ce ne andremo da questa città, che ci ritorneremo, che andremo di fronte personalmente ai rappresentanti delle istituzioni a richiedere direttamente a loro quello che oggi stiamo richiedendo pubblicamente in piazza. Questo è quello che faremo prossimamente e vi chiediamo di sostenerci, perché noi ce la metteremo tutta, ma sappiamo anche che senza il sostegno della CGIL e delle organizzazioni sindacali, senza il sostegno delle federazioni e delle associazioni di volontariato non ce la faremo da soli. Siamo consapevoli della nostra debolezza ma anche della nostra forza. Però, siccome vogliamo fare le cose che non siano solo di una singola associazione, ma iniziative che riguardino l'intera popolazione, perché sono problemi di tutti, ecco che a tutti chiediamo di essere partecipi di questa nostra battaglia. Adesso veramente chiudiamo e riparleremo magari fra qualche minuto.